Una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con Auto da Fè. Primo della settimana è lunedì, do il benvenuto e il buongiorno, qualcuno l'avrà già visto dal post che introduce la nostra conversazione sulla pagina Facebook di Radio Libertà, a Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, giornalista, autore dei libri Buchi per terra, Le mani nel petrolio, La peste italiana, La settima dose, tra gli altri. Buongiorno Maurizio, grazie. Buongiorno a te, sono alle prese con la webcam che fa un po' i capricci. Vabbè, mi vedrete con la testa tagliata, tanto No, una ti testa in vediamo, più nemmeno. in questo momento ti vediamo perfettamente bene. Ah sì? Quindi Bene. si è sistemato tutto, si è sistemato tutto. Siamo alla vigilia. Grazie Giulio Jean-Pierre. Siamo a Jean-Pierre, è un personaggio che se non lo incontri è meglio, se lo conosci lo eviti. Ah sì? Allora ritiro tutto quello che ho detto. Se lo conosci lo eviti, noi lo mettiamo a modi di anti-iella, diciamo così. Comunque, siamo alla vigilia, dicevo, della festa della Repubblica, dopo ne riparleremo, anche in relazione a un modo particolare milanese di intendere la Repubblica, che potrà interessare qualcuno, però non c'è Repubblica, cioè cosa di tutti, se non c'è conoscenza e se non c'è un diritto barra direi anche dovere alla conoscenza, che è preludio per qualsiasi tipo di azione politica. È un po' il senso della nostra conversazione di oggi, la linea guida, però è anche la linea guida della tua attività, tanto come giornalista e autore di libri, quelli che ho citato prima solo alcuni, che mantengono intatta tutta la loro attualità, tanto quanto come esponente politico e segretario dei Radicali Lucani, al qual proposito io vorrei ricordare a chi ci ascolta che esiste ed è più che mai in vita grazie a te, grazie a poche persone che la tengono in vita e a tanti iscritti, l'associazione politico-culturale Radicali Lucani. Si può sempre partecipare e iscriversi, no? Si è sempre in tempo per iscriversi, innanzitutto. Tra i tanti anche il conduttore di questa trasmissione che mi onora da un po' di tempo, Sì. Della sua partecipazione, del contributo, ma poi per non parlare della possibilità autentica vera che ho avuto in questi anni dalle frequenze di questa emittente radiofonica di parlare di tutte le mie iniziative, e questo è un contributo davvero prezioso in termini di conoscenza e di divulgazione di un pensiero spesso non proprio ortodosso, eterodosso, ma poi rispetto a quale ortodossia? Sì. Grazie Giulio. Grazie a te, ma io vorrei ripercorrere proprio alla luce di questi principi fondamentali, diciamo così, alcune delle cose delle quali ti stai occupando, perché come sempre vi ravviso un carattere di pubblica utilità, di interesse per tutti, collettivo, alla luce appunto dei principi di cui si parlava poco fa, cioè conoscere, cercare di capire. Allora, salterò da un argomento all'altro, ma gli argomenti sono tutti tenuti insieme da questo filo, no? Che è appunto la conoscenza e il tentativo di formarsi un giudizio sulla base del conoscere. Tu ti sei occupato, e stasera mi sembra che riprendi il tema alle 22 nella tua diretta su Facebook, proprio questa sera 1 giugno, di Sua Sanità. Sua Sanità, come lo hai ribattezzato, Chiorazzo I da Senise. Allora, il caso Chiorazzo, tu te ne sei occupato in più parti, stasera è la terza parte, se non erro. Sì. Perché hai dedicato uno speciale, una speciale attenzione a questa vicenda? Ne avevamo già accennato nella precedente conversazione. Chi è, cosa rappresenta e perché ha acceso il tuo interesse la figura di Angelo Chiorazzo, che molti dei nostri ascoltatori magari conoscono poco o per niente? Per cui se lo conosci lo eviti, come Jean-Pierre. Come Jean-Pierre. Parti dall'inizio, Maurizio, perché così capiamo quali sono le implicazioni di carattere pubblico, certamente non privato, perché non è nel tuo stile e non è neanche obiettivo è la di nessuno personalizzare. Non si tratta
certo. Appunto, non è una Dici persona, bene. no? Jean-Pierre purtroppo lo è una roba proprio personale. Quello se lo conosci lo eviti proprio. Vabbè, insomma, la critica comunque è agli atti, non condanniamo, diversamente da quanto fa Chiorazzo, che ci ha tenuto a sbandierare iniziative sponsorizzate da Auxilium con il grande Nicola Gratteri, chi più ne ha più ne metta, è grande amico, grande, molto solidale fino a quella puntata, diciamo, che non credo gli sia piaciuta molto nei confronti di Sigfrido Ranucci e della trasmissione Report. Allora, Chiorazzo, che ha deciso di scendere in campo, come avrebbe detto qualcuno, qualche anno fa, decidendo di mettersi in gioco nelle ultime elezioni regionali per lungo tempo, per quello che ho visto io e credo di essere ben informato, di politica non si è mai interessato. Ha Viene dal curato, mondo delle cooperative, no? viene dal mondo delle cooperative, diciamo, sociali, che però stanno sul mercato, lo dicono loro in una risposta al report, giustamente, ma anche se io poi a un certo punto, in base a quel servizio, ma non solo, per quel che vedo io, per quel che ho visto, mi chiedo cosa ci sia di sociale e di cristiano, ma ripeto, non fa niente manco questo. Chiorazzo è stato sostanzialmente per lungo tempo, sicuramente in Basilicata, monopolista di alcuni settori dell'assistenza sanitaria, l'Auxilium come cooperativa sociale. Sì. Potrò La sbagliare, cooperativa Auxilium è peraltro un gigante che ha oltrepassato i confini della Basilicata. è in Lombardia, dove, dove Chiorazzo credo sieda negli organi dirigenti del consiglio di amministrazione di un'importante clinica che si occupa anche di fisioterapia e ortopedia, queste cose qua. In questo momento, perdonami, ma mi sfugge il nome, la mia memoria ormai accusa colpi, però poi ha fornito infermieri, ahimè, verrebbe da dire, rispetto a quello che accadde il 5 dicembre del 2025 nel reparto Iceberg, vicenda sulla quale A San Raffaele. al San Raffaele, scusami, Sì. vicenda sulla quale né Auxilium né tantomeno Chiorazzo hanno inteso, come secondo me avrebbero dovuto, il minimo sindacale, chiedere scusa ai malati che in qualche caso hanno rischiato anche la pelle. Ma insomma, il nostro Chiorazzo da monopolista, secondo me, ha visto un pochino il rischio che questo monopolio di fatto, almeno in Basilicata, venisse meno. Si è lanciato in politica, è stato il consigliere più votato, pur perdendo le elezioni nella coalizione di centrosinistra, e adesso che cosa fa? Da un paio di anni da consigliere regionale passa il suo tempo a puntare il dito contro l'assessore alla sanità, contro la sanità in Basilicata, e niente funziona e niente va bene, al che uno si chiederebbe, ti viene da chiedersi, ma questo qui dove ha vissuto negli ultimi 20 anni? Non si è accorto che i problemi della sanità, non solo lucana, arrivano da lontano? Ecco, io detesto, ma detesto davvero questo modo, diciamo, di far politica, perché si ingannano i cittadini per questioni di bottega. Allora, caro Iorazzo, dove eri non lo so, ma ti comunico che in Basilicata e in Italia si è iniziato molti anni fa a smantellare la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale del 1978. Peccato che tu non te ne sia accorto, peccato che quando le cose andavano per il meglio tu non ti sia interessato, in buona sostanza, di sanità per tutti,
ma certo, e legittimamente ti sei interessato della tua creatura auxilium, io credo che Chiorazzo dovrebbe dismettere questo insopportabile, asfissiante, ridicolo dato di ipocrisia e fariseismo. Non è vero che in Basilicata tutto va male, secondo me c'è una squadra che sta cercando di migliorare le cose nella situazione italiana che conosciamo, con i dati Istat e non solo Istat che abbiamo a disposizione e che andrebbero studiati con grande attenzione. Invece tu stai a dire, Iorazzo mio, poi ultimamente, ma pochi giorni fa, e il che è abbastanza disdicevole, per carità, io non voglio fare quello che... però un'altra lite in consiglio regionale, il pacifico Chiorazzo, il buon Chiorazzo, l'uomo che è quasi un santo, diciamo, per alcuni, ha perso di nuovo le staffe. E ti assicuro che quando perde le staffe è impressionante la sua trasformazione, diventa l'incredibile Chiorazzo, insomma. Come si chiama di nome Chiorazzo? Non mi ricordo. Angelo. Mantieni fede al nome che ti hanno dato, fai l'angelo, non pauriavolo. Ecco qua, questo è tutto. Un po' di serietà, un po' di onestà intellettuale, la si può pretendere? Io continuo a pretenderla e continuo a dire che le cose o le raccontiamo tutte e per intero, oppure è meglio tacere, perché non va bene che non si dica, per esempio, che Marcello Pittella, governatore della Basilicata, non ebbe a dire una sola parola, anche in sede di tavolo Stato-Regioni, nel momento in cui si procedeva ad alcune scelte che sarebbero state fortemente penalizzanti per una regione che ha pochissimi abitanti distribuiti in 131 comuni con una densità demografica di appena 49 abitanti per chilometro quadrato. Quindi è davvero una delle regioni italiane che ha bisogno necessariamente di prossimità per rispettare e garantire dignità al malato e ai familiari che si prendono cura dei malati. Ecco, emerge un dato generale. Mi sembra che la sanità continua a essere un settore ad alto tasso di interesse di business, in senso neutro il più possibile. Non voglio adombrare cose losche se non ci sono prove. No, per carità. Però, diciamo, la sanità è un settore che attira il business sicuramente. Chi fa politica e nel contempo fa sanità in un livello regionale vuol dire che sta mettendo le mani nel piatto più ricco della regione, perché sappiamo che le regioni, tutte, non solo la Basilicata, in larga parte hanno bilanci dominati dalla spesa sanitaria. Certo. Terzo punto, l'attività di Angelo Chiorazzo in quanto cooperativa, Auxilium e le altre, ha migliorato la sanità lucana? Questo forse lo puoi dire da un punto di vista oggettivo e di osservatore e anche di fruitore della sanità lucana vivendo lì. Ci sono tre aspetti allora. L'aspetto business, l'aspetto di commistione tra gli interessi del business e la politica, che diventa chiarissimo in questo caso, senza adombrare, ripeto, cose che eventualmente devono essere viste, verificate, approvate. Però Certo. sicuramente c'è un dato che la commistione tra attività politica e business in un settore nel quale questo business vale i 3/4 della spesa regionale, cioè tantissimi soldi, necessita attenzione. Terzo, c'è stato un miglioramento oggettivo in virtù dell'attività delle cooperative di Chiorazzo nella sanità lucana? Non parlo di quella comasca, a Tremezzina c'è un'altra sede e in tanti altri Fammi sapere, distretti poi. lombardi, per dirne una. Ti stanno invadendo, arriva Chiorazzo, Orazzi, organizzatevi contro i Chiorazzi. Scusatemi, ma guarda, hai assolutamente ragione, non vogliamo adombrare alcunché, però certo non adombriamo se facciamo riferimento all'articolo 32 della Costituzione.
e cioè a quella Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ma è davvero così? Beh, i dati Istat e non solo costantemente negli ultimi anni riferiscono che il 10% della popolazione italiana è costretto a rinunciare alle cure o per mancanza di mezzi e per le lunghissime liste d'attesa. Beh, il 10% della popolazione italiana sono circa 6 milioni di italiani. Che cosa diceva la 883 del 78? Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture di servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Ora, in questo paese abbiamo scialacquato tanti soldi, tu lo sai perché magari te ne sei preoccupato. Quante sono le cattedrali nel deserto? Traduco, gli ospedali fantasma che sono stati edificati e poi non sono stati nemmeno utilizzati. Un ospedale non si nega a nessuno, per carità. Quanto abbiamo sperperato, perché c'è un problema di iperprescrizione per ciò che concerne i farmaci. Però il legittimo business, o come capperi si dice in inglese, gli affari, diciamolo in italiano, vanno benissimo, per carità, a patto che non confligano con il dettato costituzionale e che si garantisca che chi non può non diventi un reietto, un paria, verrebbe quasi da dire un senza patria, perché la Costituzione magari ce la mangiamo, dobbiamo tutelarli. Il nostro sistema da questo punto di vista è zoppicante perché c'è ancora una carenza rispetto ai grandi paesi europei per ciò che concerne la spesa per l'assistenza domiciliare integrata in una sanità che nella situazione che viviamo, cioè in un paese in cui la popolazione mediamente è tra le più anziane del mondo, è chiaro che sarebbe preferibile in alcuni casi e quando si può evitare l'ospedalizzazione e portare la sanità a casa del malato, magari evitandogli anche un surplus di sofferenza e di dolore. Io credo che le cose stiano così ed è su questo fronte che dobbiamo lavorare, perché poi insomma noi abbiamo dati veramente sconfortanti, oltre Maurizio, al 10% su che ti questo, dicevo prima. su questo tu hai scritto anche un articolo per Cronache Lucane, no? Sì, Ed è un articolo pieno di dati, giusto appunto. Si parlava prima dell'importanza di dati, conoscenza per avere una idea, per farsi un'idea anche politica. E tra i dati ne cito alcuni li hai già citati. Il 10% degli italiani che rinuncia alle cure per mancanza di mezzi e lunghezza delle liste d'attesa sono 7 milioni di persone, 6-7 milioni di persone. Ma c'è un altro dato che tu ricavi dai dati dell'Istat e dell'Agenas, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, e sono dati che meritano qualche considerazione, perché tra questi c'è certo. il caso di 5 regioni del sud, Basilicata, Campania, Molise, Calabria e Puglia, nelle quali si utilizza, tu documenti, un altissimo numero di prescrizioni con priorità non urgente. E Sì, viene il dubbio che in questo modo si vogliano risolvere i problemi, cioè tirando per le lunghe e sfiancando i cittadini, no? certo. Sì, perché poi magari preso lo sconforto, ma anche quando forse sarebbe più che necessario fare un controllo diagnostico, una visita, magari uno si secca.
Chi ha i mezzi magari si rivolge al privato, la situazione la risolve pagando di tasca propria. Del resto una parte consistente della spesa sanitaria viene pagata direttamente dagli italiani. L'altro dato che è davvero, non vorrei usare parole troppo forti, però io quando leggo nel rapporto Istat di quest'anno morti evitabili, Anche quello insomma, è un punto chiave. certo, Cosa sì. significa morti evitabili? Probabilmente se questi nostri concittadini avessero ricevuto l'assistenza dovuta, sarebbero ancora in vita, sarebbero ancora tra noi. La vita umana è importante, non possiamo trattare i cittadini, magari soprattutto gli anziani e quindi i fragili, come se fossero una zavorra da cui liberarsi. Io riferendomi alle elezioni ogni volta, perché sono davvero stufo, i giovani, i giovani, i giovani. Sì, per carità, i giovani sono il futuro, sperando che non siano nati già vecchi, ma io credo che gli anziani siano una preziosa risorsa per tutti noi e credo che l'esperienza sia una preziosa risorsa da offrire, e a questo io non rinuncerei in maniera così disinvolta, per quel che a volte diventa il nulla, insomma. Al 31 dicembre 2023, nelle aree interne, qui traggo da una nota che tu hai ricavato dal rapporto Istat sulla sanità, no? Nelle aree Sì, interne, 48,5% dei comuni italiani risiedono 13 milioni e 300 mila persone, il 22,6% della popolazione complessiva. E queste sono aree interne, le chiama l'Istat, interessate da un crescente processo di marginalizzazione. Alle difficoltà di accesso ai servizi essenziali, oltre alla sanità anche l'istruzione e la certo. mobilità, si associano un marcato invecchiamento della popolazione e un pronunciato declino demografico che riguarda in particolare anche il Mezzogiorno d'Italia. Nel 2023 gli individui con meno di 75 anni residenti in queste aree interne, stiamo parlando appunto di 13 milioni 300 mila persone in tutta Italia, pur ricorrendo meno ai servizi sanitari ambulatoriali rispetto a coloro che risiedono in aree centrali, quelle più tipicamente urbanizzate, presumo, Certo, presentano tassi di ospedalizzazione più elevati, maggior propensione a spostarsi fuori dalla regione di residenza per ricevere cure ospedaliere, che è sempre un problema nel problema, anzi è una somma di problemi, e certo. una mortalità evitabile più alta. Mortalità evitabile Già, è una locuzione che fa davvero spavento, ma applicata a 13,3 milioni di persone lo fa ancora di più. E certo. le differenze non riflettono solo bisogni di salute o comportamenti individuali, ma sono riconducibili anche a disuguaglianze strutturali nell'organizzazione e nell'accessibilità dell'offerta sanitaria territoriale. Ecco, a proposito di offerta sanitaria territoriale, ci conosciamo da 20 anni ormai e credo qualcosa di più. Forse anche Eh, di più, eh. io di forse quasi 30. Sì, e allora cos'è cambiato? Cos'è cambiato? Rispetto a 30 anni Sì, fa, io ho l'impressione che in particolare per ciò che concerne le nostre... in quello che tu vedi, perché Sì, 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 io ho citato il rapporto Istat e sono dati generali, ma certo, poi che io andiamo nel ho letto con grande particolare, attenzione. e hai Ma commentato. Tra i pochi devo dire, perché qua sembra che non freghi niente a nessuno di questi ma sì, dati tanto e di l'Istat questi c'è, numeri. l'Eurispes c'è, l'Eurostat c'è, ma tanto ne parliamo un giorno, se ne parliamo pure, e poi ce ne andiamo tutti a dormire. Ma Giulio, intanto chiariamo un punto. Le aree interne, quello che Mario Rossidoria definiva l'osso d'Italia, sono le aree che riguardano il nord come il sud e il centro, la fascia appenninica, eccetera. Quindi riguarda davvero tutto il paese, certo, con una situazione un po' che è particolarmente un po' più grave per quanto riguarda il mezzogiorno. E quindi esattamente i dati che stavi snocciolando del rapporto Istat dovrebbero indurci a riflettere seriamente su cosa
può servire, perché quello è il punto di partenza, se lo si comprende fino in fondo, per far vivere, non sopravvivere, queste nostre aree, perché tra l'altro la presenza umana garantisce ovviamente anche la cura del territorio, e quindi quanto questo sia importante va da sé, credo non sia inutile spiegarlo. No, io penso che le cose siano rispetto a 20-30 anni fa, io credo, per quello che è il mio osservatorio, Sì. siano peggiorate. Col passare del tempo siano andate peggiorando. Beh, se ti può confortare, credo che sia una tendenza che vale per tutte le Sì. regioni. No, vale per tutte le regioni, l'ho detto prima, vale per tutta E Italia, la cosa, l'osso e la cosa è d'Italia molto dal nord al no, sud. la cosa è molto paradossale in termini politici più ampi, perché, ripeto, la sanità è il fulcro dell'attività regionale. Credo che mediamente in Italia i 3/4, dai 2/3 ai 3/4 dei bilanci regionali siano dominati dalla spesa sanitaria. No? Certo, Quindi, se la sanità è peggiorata, le regioni politicamente hanno fallito, lo dobbiamo dire. E tutti quei discorsi ai sul noi, e tutti quei discorsi sulla regionalizzazione, sul federalismo, eccetera, andrebbero rivisti alla luce dell'utilità pratica che questo certo, comporta e non della teoria, perché in teoria le regioni sono già attori preponderanti, almeno nel settore sanitario. certo, Se le cose non funzionano, si impone una revisione di questo meccanismo. Io non dico sottrarre o aumentare i poteri delle regioni, magari anche aumentarli, però rivedere strutturalmente qualcosa, perché vuol dire che qualcosa non va. Che certo, la gestione dei servizi non è solo soldo, non è solo spesa pubblica, non si tratta solo di quattrini, si tratta molto spesso anche di organizzazione, di organizzazione, di contratti, di dignità del lavoro. Il caso che tu citavi prima della cooperativa, da dove nasce? Dal fatto che questi dovevano risparmiare, pur essendo il San Raffaele di Milano un ospedale stranoto e straeccellente. Però se tu vai alla logica del risparmio, rischi di fornire poi un pessimo servizio, no? certo. E questa è stata la piccola morale di quella brutta favola. Della favola, diciamo. Mm. Ma hai assolutamente ragione nelle tue osservazioni. Consentimi di accendere per un attimo i riflettori su una vicenda che diventa paradigmatica, secondo me, che è lucana, ma è paradigmatica per il nostro paese, perché credo che non sia solo lucana. La regione Basilicata ha sforato la sua spesa Sì, per i farmaci 50 di milioni. 50 milioni di euro. Però solo 5 di questi 50 milioni di euro di sforamento sono imputabili ai medici di medicina generale. Ora, ripeto, l'ho detto poco fa, io credo anche io che ci sia un problema di iperprescrizione. Non so se questo sia un caso di organizzazione o di come fare le cose, di senso delle cose, però non si può a questo punto intervenire scaricando la responsabilità sul medico, i medici di medicina generale, dicendogli tu sei un irresponsabile, hai amministrato male il tuo budget. Calma, signori, perché qui stiamo andando a intaccare qualche cosa che è di fondamentale importanza. Intanto il medico dovrebbe scegliere in scienza e coscienza. Quando poi un funzionario pubblico arriva a dire a un medico che se lo specialista, gastroenterologo o altro, ha prescritto dei farmaci, lui può tranquillamente fottersene della prescrizione del gastroenterologo, beh, c'è da preoccuparsi e non poco. E poi quale budget? Vabbè, c'è un budget, però il budget non può non tenere conto, perché non ne tengono conto, del numero degli assistiti che ha il singolo medico e di quanti di questi assistiti abbiano uno o
più patologie croniche. Dire il budget e basta significa fare i burocrati da dietro a una scrivania, come quelli che facevano la guerra, raccontava Ernesto Rossi nella storia del buon Carletto e del pessimo Giorgio, anche se Giorgio gli andava alla grande e Carletta acchiappava solo mazzate. Giorgio faceva la guerra dietro a una scrivania e invece Carletto andava al fronte. Allora, abbiamo una piccola pausa delle 10:30, però prima della pausa ho un altro dato che tu hai messo in luce da Eurostat, in questo caso il rapporto del 2025. Questo discorso che stiamo facendo si inquadra all'interno di un paese che di gran lunga in tutta Europa è quello con la più alta percentuale di ultra 65 anni. Il 25%, 1 su 4, sono ultra 65 anni in Italia. Non dico niente di nuovo, lo certifica l'Eurostat, però è un dato da cui non si può prescindere. Ci risentiamo tra pochissimo. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci qui con Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, giornalista. Maurizio, tu ti sei occupato in una puntata della tua rubrica Buonanotte compagni, che va in onda sul tuo canale di Facebook, sulla tua pagina di Facebook, di sanità sotto il profilo dell'intelligenza artificiale e nell'ottica del tecnoliberismo. Questi 3 concetti come si collegano dal tuo punto di vista? Intanto grazie a questa radio rendiamo un servizio agli ascoltatori di Radio Libertà. Ecco qua, un filosofo francese che ha scritto numerosi libri sul tema. Questo si intitola Critica della ragione artificiale, una difesa dell'umanità, perché l'intelligenza artificiale sta rischiando di invadere anche il campo medico, con risultati, attenti, che non necessariamente potrebbero essere favorevoli al paziente, allo stesso medico. Ecco, nomino Maurizio, per chi non l'avesse visto bene in inquadratura, il libro che hai citato. Eric Sadin è l'autore, se non sbaglio, no? Sì. E si scrive Eric Sadin, Critica della ragione artificiale, una difesa dell'umanità. Il titolo del libro. Editore. Lewis, editore. che è l'editore dell'Università Lewis. Certo. E allora quindi dicevo questo, state attenti perché ecco, io non sono chiaramente come te, immagino,
come forse un po' tutti, tranne quelli che vogliono rinunciare, e secondo me è legittimo, ci mancherebbe, totalmente alla tecnologia, magari per rivivere liberi in un bosco. Io non sono contro la tecnologia, però la tecnologia deve essere al servizio dell'umanità, non contro l'umanità. È una cosa che vado ripetendo da tempo, e con grande piacere ho letto l'ultima enciclica di Papa Leone, che contiene delle riflessioni che ovviamente non posso che sposare in pieno. L'ho letta anch'io, devo dire, e l'ho letta con un'ottica laica, totalmente laica, cercando di prescindere. C'è una parte, ovviamente nell'enciclica c'è una corposissima Certo, parte teologica e un certo. richiamo alla storia della dottrina sociale della Chiesa, che peraltro è puntellata di concetti che sono assolutamente laici, come la giustizia sociale, la Certo. destinazione universale dei beni e tanti altri che sono i cardini della dottrina sociale della Chiesa e che possono essere declinati in senso socialista, in senso liberale, possono essere declinati anche da atei e da non credenti, mi sembra. Assolutamente. E anzi, lì dentro ci sono però spunti di riflessione notevoli. Ora devo dire che leggendola con un occhio esclusivamente laico, l'ho trovata molto interessante questa enciclica del Papa, perché riattualizza i vecchi concetti della dottrina sociale della Chiesa che convenzionalmente nasce nel 1893 con l'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, però è il frutto comunque di una riflessione molto più lunga e si vede, perché leggendola uno capisce che c'è anche una densità culturale alla quale siamo forse disabituati. E sto prescindendo dal lato religioso, dal lato cattolico. Non sto parlando di quello, sto parlando proprio della densità concettuale, che è una cosa che una volta era abituale per chi andava a scuola. Adesso credo che non sia abituale quasi più per nessuno, perché quando fai fatica l'obiettivo è diventato eliminare la fatica, no? Così poi abbiamo un'umanità sempre migliore. Questa eliminazione della fatica è ampiamente propedeutica all'ingresso dell'intelligenza artificiale, perché quando tu hai un branco di cretini dici ma questi sono facilmente riassumibili da un computer, mi costa di meno, mi costa di meno e rende di più, diciamo, no? Io banalizzo, metto terra a terra le mie riflessioni, non sono all'altezza di Leone XIV, però devo dire che leggendola da laico a me è piaciuta molto l'immagine metaforica della contrapposizione fra Babele e la ricostruzione di Gerusalemme a opera di Neemia, no? Del profeta e governatore Neemia. La sindrome di Babele è facile da raggiungere, basta che ognuno si faccia gli affari suoi al massimo grado e abbiamo la sindrome di Babele. La sindrome invece, o meglio, la capacità di essere costruttori di qualcosa di buono, collettivamente, perché là Neemia ricostruiva una città distrutta, Gerusalemme, e beh, insomma è un po' più difficile, però dà frutti molto più succosi, molto più saporiti, molto più solidi e duraturi, no? Quindi questa contrapposizione alla fine ci dice anche un'altra cosa, che l'intelligenza artificiale non è qualcosa di straordinariamente nuovo concettualmente, perché davanti all'alternativa tra Babele e Neemia ci siamo sempre stati, tutto sommato, no? Maurizio, so come la vedi tu. Sì, ma intanto, quando tu dici tecnoliberismo, io ci tengo a sottolineare una cosa della quale ormai sono profondamente convinto, perché è una cosa che è andata stratificandosi e che ho maturato nel corso di anni di riflessione. Per me il liberismo è una ideologia perniciosa contro l'uomo e l'umanità. Quindi fate voi. Il nostro, lo dico come si scrive, Eric Sadin o Eric Saden, a un certo punto scrive: la società sta scomparendo, la politica non è più rilevante, non ha più nessuna ragione d'essere. Ed è così, perché quante volte abbiamo detto che la politica ha perso dignità, ha perso forza, è assolutamente inadeguata, e qua non c'entra un cavolo il complottismo, sono i fatti, è l'evidenza.
a fare da contraltare ai grandi poteri finanziario-economici di potentissime multinazionali che hanno budget superiori anche a quelli di molti stati o di un po' di stati. E allora su questo non possiamo non interrogarci, così come non possiamo non interrogarci, spero che mi perdonerai, quando riflettere su questo. Saden scrive, non si tratta di sapere quali siano i principi e di allarmarsi continuamente per le distorsioni riguardanti i risultati, ma di decretare alla base che i protocolli che ci tolgono il potere, perché questo è il punto, Sì, sì. il potere di giudizio e di decisione, sostituendosi alla nostra coscienza, alla nostra libertà d'azione, devono essere considerati inammissibili. E poi conclude, possiamo definirla un'etica in atto delle nostre convinzioni o una salutare messa in pratica di una politica di legittima difesa. E poi lascia ancora un'altra riflessione al suo lettore. Stiamo andando verso un per noi che siamo umanisti, un anti-umanesimo radicale. Qua rischiamo di perdere coscienza, intuizione, capacità di giudizio ancora di più rispetto a un panorama che è sconfortante, in cui, come dicevi tu, la potremmo definire stupidità, ma io credo che lo si voglia anche tutto questo, un po' lo si detti, perché quando a scuola, e gli svedesi forse hanno capito qualcosa, si rinuncia all'utilizzo della penna e del quaderno, io non credo sia un buon affare, perché quell'esercizio di utilizzare la penna e il quaderno anziché lo smartphone, il tablet, eccetera, forma la mente. Gli svedesi lo hanno capito, alcuni stanno andando in direzione opposta. Occhio. Poi, a proposito di tecnoliberismo, anche Papa Leone XIV nella sua enciclica mette in luce un aspetto, questo sì, veramente nuovo rispetto all'antitesi Babele e ricostruzione di Gerusalemme. Il fatto è che qua si stanno creando degli attori monopolistici a livello globale, fortissimi, no? Il potere tecnologico sta assumendo un volto privato del tutto inedito, argomenta il Papa, e questo dato, diciamo, al di là del Papa, è un dato che possiamo prendere per buono da un punto di vista assolutamente laico, ripeto. Questo è un dato di fatto. Se è venuto fuori, tu l'avrai visto, quel manifesto di Palantir, no? Una delle aziende leader nel mondo, nella gestione di piattaforme software e di intelligenza artificiale, nella gestione di questi grandi dati. E c'è un passaggio molto interessante nell'enciclica Magnifica Humanitas a proposito di questo. Non c'è più solo questione di terre rare che servono alla tecnologia, ma è l'estrazione di dati e l'utilizzo di questi grandi moli di dati a essere una terra rara a sua volta, ed è nelle mani di pochissimi. Questo è il percorso che sta facendo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e della tecnologia. Un dominio impressionante sull'insieme del genere umano e del mondo intero. E questo è il rischio. Un rischio dal quale il bello bisogna Giulio, politicamente guardarsi, certo, perché giustamente si richiama al ruolo della politica in questo, per non scivolare in un'ottica di transumanesimo o postumanesimo, cioè un'ottica nella quale l'uomo è nel migliore dei casi uno strumento. certo. Beh, già siamo in epoca da un bel po' di tempo di post-democrazia e ormai viviamo in oligarchie conclamate, evidenti. Ma che dire, io rilancio la tua citazione a beneficio dei nostri lettori, augurandomi che tutti la leggano e magari molti lo hanno già fatto. C'è un passaggio in cui il Papa dice, o forse si riferisce a Papa Francesco, non possiamo ignorare che l'energia nucleare, le biotecnologie, l'informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA
e altre potenzialità che abbiamo acquisito danno a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarlo un dominio impressionante sull'insieme del genere umano e del mondo intero. E poi un passaggio di fondamentale importanza che fa Papa Leone. Un tempo erano soprattutto gli stati Sì. a guidare e indirizzare l'innovazione. Oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi, e questo secondo me ha centrato assolutamente il punto. Faccio un passo indietro perché è arrivato, Maurizio, un messaggio al 340 6709 659, uno sul tema sanità, tra gli altri ce ne sono molti che salutano, li ringrazio e saluto tutti. Grazie. Comunque, su questa questione della sanità scrive un ascoltatore: è cambiato rispetto a cosa è cambiato da 20 anni a questa parte o 30, che i medici generici di una volta lavoravano tutti i giorni, mattina e pomeriggio, Hanno ragione. visitavano anche a casa i pazienti gravi. Oggi, se va bene, il massimo delle ore che fanno sono 4 al giorno, si beccano più di 5.000 al mese, quasi il doppio di un ospedaliero che lavora anche più di 8 ore al giorno. E c'è del vero in questa osservazione. No, assolutamente. Il nostro ascoltatore che ha mandato questo messaggio ha detto una cosa vera, sacrosanta. Secondo me dovrebbero lavorare. Io sarei anche disposto a pagare di più, ma a patto che lavorino i vecchi medici generici, quelli che magari chiamavamo con un pizzico di nostalgia, lo dico, medici condotti, erano davvero al servizio della loro comunità e dei loro assistiti. Adesso più di qualcuno cerca di scappottarsela quando lo chiami a casa. Non dico che c'è la ricetta fai da te, ma certe volte pure questo. Insomma, credo che non sia questo il ruolo del medico. Per carità, non vogliamo missionari, però appunto essere consapevoli che si ha a che fare con uomini e donne, quindi bisogna essere attenti, ecco. Maurizio, abbiamo pochi minuti ormai, perché siamo già arrivati alle È volato 10:47. il tempo, come Il sempre. tempo è volato, però io vorrei toccare alcuni, saltando apparentemente di palo in frasca, ma alla luce di quei principi dai quali siamo partiti all'inizio, che poi ci serviranno anche per fare una piccolissima, se permetti, anche un po' sarcastica riflessione sulla festa della Repubblica, prima di salutare. Cioè, Quale Repubblica? quale Repubblica, giusto appunto, perché dipende dai punti di vista. Ma tu allora, una cosa che ho trovato molto interessante, tu hai pubblicato sulla tua pagina Facebook l'elenco delle lobby o altresì gruppi di pressione e di interesse presenti in Parlamento. Certo. Elenco molto lungo, elenco molto Lunghissimo. interessante, lunghissimo, dalla A alla Z, propriamente. C'è anche Zorro. C'è di tutto, si conclude proprio. Però se tu dovessi cercare di tirare le somme di questo lunghissimo elenco, che grazie a te chi va sulla tua pagina può compulsare appunto in maniera alfabetica, è lunghissimo, è interminabile. Se tu dovessi tirare le somme e andare allo scheletro, cosa diresti? Cosa ci racconta questo elenco? Ma al di là che, per carità, non vogliamo trovare scheletri nell'armadio, io credo che le lobby e i lobbismi siano qualcosa di assolutamente naturale, verrebbe da dire, a patto che siano alla luce del sole. Dobbiamo pretendere che ci sia ancora più trasparenza, il rispetto del diritto alla conoscenza, per comprendere, e questo non c'è allo stato dell'arte, quali siano le attività svolte dai lobbisti, dai gruppi di persone, dalle società giuridiche o semplicemente da persone. Questo non ce l'abbiamo perché è un nostro diritto, sarebbe un nostro diritto conoscerlo e poi tirare le somme. Non c'è scandalo, non ci scandalizziamo per attività di lobby. Io dico sempre, insomma, provando a farmi capire, che per esempio è una lobby
quella dei calciatori, ma è una lobby, potrebbe essere anche quella degli ambientalisti, anzi lo è. Quindi non demonizzo la parola lobby e la parola lobbismo. Quello che non mi sta bene è che non ci sia sufficiente trasparenza rispetto del diritto alla conoscenza. Dopodiché leggete quell'elenco, mi ha incuriosito il fatto che una società che credo abbia sede a Salerno come l'Iren si sia iscritta 2 volte, perché una prima volta è stata cancellata perché non aveva presentato, non ricordo quale documento, e la seconda si è iscritta recentemente una seconda volta. Vediamo se questa volta il documento richiesto lo presenteranno, però dateci più informazione, perché spalancare le porte fa sempre bene e aiuta a evitare che si debba spiare, laddove a volte io dico che è necessario guardare dal buco della serratura perché non fanno avere niente e provare a sbirciare. Magari si eviterebbe anche questo e supposizioni malevole, ecco, mettiamola così. Altro tema del quale ti sei occupato, facendo anche un piccolo esempio che mi ha molto intrigato, è quello del PNRR, no? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A parte il fatto che io trovo abbastanza disdicevole, trovo politicamente da cittadino disdicevole ricorrere a prestiti per finanziare qualcosa che dovresti essere in grado di finanziare con le tue risorse, ma questo è un altro discorso. Allora, intanto ci sono 125 miliardi sicuramente da rimborsare. È bello, no? che bello. 125 miliardi da rimborsare, quindi non è un prestito a titolo gratuito. E per quanto riguarda i cosiddetti fondi a fondo perduto, va detto che sono finalizzati a qualcosa di ben preciso: transizione verde, digitale, competitività delle imprese, investimenti sostenibili, transizione industriale. Addirittura i borghi d'Italia, che sono diventati una roba che ormai non si può più sentire. Io quando parli dei borghi d'Italia mi hanno proprio scassato veramente. Poi le nuove imprese a tasso zero, tutte queste belle cose qua, nelle quali però il risultato pratico uno lo deve immaginare più che vederlo, no? Perché fatemi capire, 70 miliardi sono stati usati, non sono stati usati a questo fine? Imprese borghi, autoproduzione di energia per le PMI, fondo imprese femminili, transizioni 5.0, tutte parole che diciamo poi vanno riempite di contenuti. Io non so quanti contenuti ci siano dietro a queste parole e dietro a questi 70 miliardi, ma fermiamoci ai 125 che sono sicuro debito. Allora uno fa un debito se c'è sviluppo, se c'è investimento, se c'è crescita, e se lo fa fruttare, allora diventa una roba buona. Tu hai fatto il piccolo esempio del tuo comune di Latronico, no? Potenza, Basilicata. Sì. Sono stati assegnati 5.700.000 euro nell'ambito del PNRR. Solo 30.000 investiti in progetti di inclusione sociale. Certo. E gli altri 5.700.000 meno 30.000? Dove sono finiti? Piste ciclabili, progetti per un turismo che secondo me, per carità, se ci sarà va pure bene, ma è un turismo di nicchia. L'impressione però è che siamo di fronte, a volte bisogna stare attenti, perché i soldi del PNRR, proprio perché occorre farli fruttare, come dicevi tu, se ci si indebita bisogna avere responsabilità. Ho l'impressione che possano in alcuni casi essere utilizzati per alimentare clientele, e tutto questo magari viaggia di pari passo a un'attenzione che a chiacchiere è dedicata al turista per sempre. No, quelli sono i grattabici. Ho l'impressione che qualcuno li usi pure qualche sindaco. Però si perde attenzione, e vi prego, ci sono tanti sindaci che lo fanno, abbiate sempre attenzione per l'ordinaria amministrazione e attenzione verso chi in un comune, grande o piccolo che sia, ci vive quotidianamente 365 giorni all'anno. Se questo si perde, a me non sta bene. Maurizio, adesso voglio mandare 3 minuti e qualcosa abbondanti che hai mandato anche tu e hai recuperato sulla tua pagina Facebook, ed è un Parla Craxi.
Stiamo parlando di Repubblica. Certo. Parla Bettino Craxi. Abbiamo celebrato da poco, come sempre, le stragi del 92, Falcone e Borsellino, in maniera più bolsa e retorica e ipocrita che mai, mi sembra, perché Certamente, hai assolutamente ragione. ogni anno si aggiunge una quantità insopportabile di loffiaggine, di bolsa retorica e di impudicizia, diciamo Poveri così. Falcone e Borsellino. E sentiamo un po', perché questa qui era proprio interessante, la vorrei proporre anche a chi ci ascolta. Andiamo dalla regia. Vediamo se ce la facciamo, perché a me mi dà tutto a posto. Penso di sì. Francesco, ti chiedo dalla regia. Francesco, ti chiedo l'assistenza. L'audio in alto, devi attivarlo. Qual è l'audio in alto? Sinistra, vediamo un po'. No, fammi capire, perché non so cosa manca. Facciamo una bella roba, vieni qua tu e lo facciamo prima, perché così questo audio in alto adesso qua è attivo, però non vedo altre. No, questo è il bello della diretta. È bellissima la diretta. Ecco. No, c'è tutto a posto, mi sembra, giusto? Di là c'è? Di là? Non lo so, aspetta, ma ci tenevo, perché sono le 10:55. No, è davvero molto interessante. È molto interessante e non capisco perché qua non si senta un tubo. Vediamo un po' se riusciamo. È qua, ce l'ho davanti agli occhi, sta andando l'immagine ma non sento nulla. Provo a farlo sentire io, non so che cosa ne verrà fuori, ma poi perché non sentiamo nulla? Dobbiamo capire anche il motivo per cui. Vediamo un attimo, facciamo un'altra cosa, cerco di recuperarlo alla buona. Ottimo. Vediamo di fare. Allora, lo cerco di recuperare anche dalla tua pagina Facebook, Sì. però non capisco il motivo per cui non riusciamo a mandarlo noi. Vabbè, adesso ci arriviamo, perché scrolla, fino a un certo punto arriverà qualcosa in onda, no? Questo è il bello della diretta. Nel frattempo intanto vogliamo leggere il titolo che hanno dato, sì, che hanno dato a questo video. Le stragi e Tangentopoli furono un'unica strategia che realizzò un colpo di stato politico in Italia. Craxi denuncia. E adesso vediamo di recuperarlo. Craxi denuncia, perché mi fanno incazzare ste robe. Però io sono anche uno un po' tenace. Un bellissimo intervento in Parlamento. Sì, vabbè, adesso non so se ce la facciamo. Guarda, io sto scorrendo. Aspetta un attimo. Nel frattempo racconto ai cittadini, a proposito di Repubblica, c'era un antico detto milanese. Eccolo qua. Non so se in questo caso riusciamo a mandarlo. E della strage di Palermo. Sì. Allora, sono 4 minuti. Non facciamo in tempo possiamo sforare, sì, possiamo anche sforare, quindi mandiamo il pezzo, poi facciamo una piccola considerazione finale sulla Repubblica. Quindi Craxi che denuncia il colpo di Stato, altro che commemorazioni bolse. Del giudice Falcone e della strage di Palermo ci riempie l'animo di sgomento e di rabbia. È caduto un giudice coraggioso, irriducibile nemico della criminalità organizzata. La mafia colpisce ancora una volta lo Stato, lo sfida e lo sconfigge. Chi sono i criminali che hanno messo bombe di fronte a monumenti d'arte, basiliche, luoghi storici e che probabilmente tenteranno di metterne ancora? Chi sono gli assassini che hanno provocato stragi di cittadini innocenti e di servitori dello Stato? 3 tornate di bombe, non tutte forse collegate tra loro, delle quali tuttavia può essere tentata una lettura in relazione con gli avvenimenti che si succedevano. La legislatura prende avvio con l'assassinio di Falcone e la strage di Capaci, cui seguirà l'assassinio del giudice Borsellino. Una campagna elettorale attraversata da una tornata di bombe. 3 bombe esplodono a Roma e a Milano subito dopo i tragici suicidi di Cagliari e di Gardini, che avevano suscitato un'enorme emozione in tutto il paese. Niente in questo campo è affidato al caso. C'è una strategia, una tempistica, degli obiettivi che vengono perseguiti con violenta determinazione. Una tesi ed una retorica sostanzialmente falsa
attribuisce queste bombe ad un vecchio sistema che resiste. Lo potrebbe credere solo una opinione pubblica stordita da una propaganda falsa, spregiudicata e persino nazistoide. Ritengo che non da oggi agisca nella crisi italiana una mano invisibile che punta ad esasperare tutti i fattori di rottura e per ottenere questo scopo non esita a ricorrere al classico metodo criminale del terrorismo. Terrorismo mercenario e professionista, non terrorismo ideologico. Questo fenomeno sarà denunciato anche dal capo della polizia al momento delle stragi di mafia, quando la mafia fa saltare in aria Falcone e Borsellino, non per tenere in piedi il sistema, ma per spazzare via tutto quello che era rimasto del sistema storico della convivenza con la democrazia cristiana. Penso ad un ambiente che è alla ricerca di rotture violente, di un'ala golpista e avventurista che si muove all'interno della drammatica crisi che ha investito la società politica italiana. Alcune persone pensarono che questa era un'occasione per poter riempire chiamiamolo di tecnocrazia una guida del paese che loro avevano sempre ritenuto che la politica della Prima Repubblica non garantisse a sufficienza. E che calcola che da un massimo di confusione, di disorientamento, di tensione e di ribellione si potrà trarre il massimo di profitto. E allora, Maurizio, mi pare che non ci sia bisogno di tanto commento, se non che quella breccia del 92 ha avuto conseguenze pesantissime e ce le ha ancora oggi, perché ha aperto il solco. La quarta potenza industriale del mondo allora. Allora, a proposito di Repubblica, chiudo così, perché i vecchi milanesi, una specie ormai estinta, completamente estinta. A parte te. No, proprio io sono milanese arioso, attenzione, quindi sono di fuori, non della città, sono di quelli della campagna. Comunque erano soliti definire Repubblica, con la U francese, come si pronuncia nella lingua milanese. La Repubblica, sai cos'era? Erano gli avanzi dei salumi, dei formaggi, del pizzicagnolo, quelli che costavano di meno, gli scarti. Il Medaga Cinghei de Repubblica, cioè mi dia 5 centesimi di Repubblica, cioè degli avanzi più che neanche il cane forse mangiava, e questo era il concetto di Repubblica. Non era un concetto nobile, non era un altissimo concetto, diciamo così, però io lo recupero perché molto spesso mi viene in mente questo detto. Quando leggo delle cose, vedo delle persone, i vari Jean-Pierre della situazione, che non c'hanno niente di francese, ma sono tutti italici proprio, e mi viene in mente questo Cinghei de Repubblica, la Repubblica in questo senso. Per cui, se tu sei d'accordo, Maurizio, io chiuderei con un altro brano musicale che proporrei come l'inno dei perfetti repubblicani, di questi qua però, di questi qua che abbiamo appena descritto, l'inno dei repubblicani che servono la patria con indisciplina e disonore e che sono senz'altro i più rapaci e vomitevoli, per cui gli dedichiamo sto pezzo qua. E buon ascolto a tutti, grazie a Maurizio Bolognetti grazie e Giulio, a tutti. grazie a Radio Libertà.